Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Questa è un po' la settimana in cui la dedichiamo a cercare di trovare delle soluzioni per dare opportunità alle persone che si trovano a vivere la situazione di disagio e di difficoltà. L'abbiamo vista a vari livelli e cerchiamo di avere con noi ospiti in studio delle persone che, in virtù della loro esperienza maturata nel tempo e delle loro competenze acquisite, possano dare dei suggerimenti. Si chiacchierava prima fuori onda col nostro ospite, che vi presento subito, Claudio Cannella, ben arrivato qui con noi. Grazie. Volontario della Caritas, responsabile sportello del disagio finanziario, sempre Caritas, e tra l'altro della fondazione anche anti-usura, fondazione anti-usura Tovini e del Fondo straordinario di solidarietà. Insomma, una serie di situazioni che ci fanno capire la tematica che stiamo affrontando, e si chiacchierava con lui dicendo che effettivamente ci sono tantissime iniziative, ci sono tanti volontari che si prodigano, ci sono associazioni, fondazioni, entità di vario genere, specializzate anche nel microcredito, nel combattere l'usura, nel trovare dei finanziamenti, degli aiuti, dei supporti, però mancano le conoscenze, cioè la divulgazione, la comunicazione di tutto questo, in modo che tutti i cittadini sappiano dove possono sbattere la testa sostanzialmente. Invece tante volte la testa la si sbatte sempre nei soliti posti dove si trovano appunto muri di gomma o porte chiuse, perché ormai o non ce n'è più come nei comuni, oppure non sono le persone più di parrocchia, non è che possono risolvere tutto. La Caritas ha delle competenze importanti rispetto a quelle che tutti quanti possono immaginare, di cui spesso si è parlato, abbiamo avuto anche ospiti della Caritas che hanno sollecitato in questo versante. Vediamo adesso di parlare proprio a step. Disagio finanziario che vivono tantissime famiglie, un numero crescente dovuto a molteplici ragioni. Quali sono le situazioni che voi affrontate e soprattutto come poi vengono affrontate? Sì, buongiorno anche da parte mia. Noi veniamo da una storia dove l'Italia era il paese dei risparmiatori. L'Italia è uno dei primi paesi in Europa per risparmio. Però dopo abbiamo iniziato a imitare mondi che non sono i nostri, il mondo anglosassone, il mondo americano, che ci ha portato dove lì era più normale invece l'indebitamento delle famiglie anziché il risparmio. E in Italia si è cercato di imitare quel mondo, quindi puntare di più sui consumi, c'è stata facilità a ottenere credito e qui il gioco poi è venuto che la crisi che ci ha investito negli ultimi anni, crisi interna e crisi mondiale, la perdita del lavoro, la riduzione della capacità di reddito, ci siamo trovati con famiglie che sono in difficoltà con impegni superiori alle proprie capacità di rimborso, alle proprie capacità di credito. Caritas, molto attenta alle situazioni di difficoltà e di disagio delle famiglie, come sappiamo, è entrata anche, ha cercato di entrare anche in questo mondo, mettendo in campo la sua capacità di ascolto e ricercando soluzioni, che sono soluzioni naturalmente alla portata di Caritas e degli utenti di Caritas. Non possiamo pensare a soluzioni di importi rilevanti. E a Padova, con l'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio, in accordo con che ha creato un fondo di garanzia, che ha aiutato Caritas a creare un fondo di garanzia, si è creata una convenzione con la Cassa di Risparmio, prima Padova e Rovigo, ora Cassa di Risparmio del Veneto, per concedere microcredito, che sono dei finanziamenti di piccolo importo, massimo 5.000 euro, a tassi molto bassi, parliamo oggi dell'1-2% massimo, senza spese, e sono prestiti però di scopo. Noi non facciamo prestiti di liquidità, noi non diamo liquidità, noi finanziamo cose specifiche, difficoltà per superare difficoltà specifiche. Quindi vuol dire
legati, facciamo degli esempi concreti così Certo. Chi ci ascolta comprende, perché effettivamente questo è importante quello che state facendo. Sì, allora il nostro sportello dove operiamo a Padova siamo in 8-10 volontari, è un centro di ascolto che riceviamo per appuntamento e aiutiamo le famiglie che hanno qualche difficoltà di accesso al credito, che può essere per l'affitto arretrato, può essere per problemi anche sanitari, il dentista, il cambio della macchina, le bollette arretrate, l'acconto appunto per le 3 mensilità, per un contratto di affitto nuovo e cose di questo tipo. Ma mi viene in mente anche le spese purtroppo per pagare il funerale della mamma che è morta. Ecco, è brutto dirlo, però affrontiamo anche situazioni perché le nostre famiglie hanno legate a una motivazione ben precisa. Ha una motivazione ben precisa che ci deve essere documentata. Ci sono tante queste famiglie che hanno queste necessità. Sì. Ecco, questo proprio per capire ulteriormente questo aspetto, cioè che margine c'è, che possibilità ci sono. Ecco, allora, tenga presente, noi facciamo a Padova oltre 100 ascolti all'anno circa. Ecco, questa che non sono neanche tantissimi. Non sono tantissimi, siamo d'accordo. Siamo nati come microcredito nel 2006. Abbiamo erogato fra Padova e Rovigo, perché la convenzione è anche per le Caritas, le diocesi di Padova, di Rovigo e di Chioggia, oltre a quelle di Padova. Abbiamo erogato circa 1 milione di euro di piccoli prestiti nel tempo. E qui viene fatta però una valutazione perché c'è il fondo di garanzia, ma naturalmente è un prestito, quindi deve essere restituito, ci deve essere la capacità restitutiva. Per far questo quindi viene fatta una vera valutazione, noi siamo degli ex bancari, per la maggior parte i volontari, quindi viene fatta una vera valutazione di capacità di credito. E quindi facciamo conto che sugli ascolti circa il 30% andrà a buon fine. Quindi in percentuale anche bassa. Percentuale bassa. Perché? Quali sono le ragioni che fanno andare a buon fine e quali sono le ragioni invece che non consentono di andare a buon fine? In primis la capacità restitutiva. Quindi questa è fondamentale. Quando da noi viene una persona a colloquio, facciamo una premessa, ci presentiamo dicendo chi siamo, volontari Caritas con esperienza sul settore bancario, del credito, e noi superiamo certe difficoltà che ci possono essere, la rata arretrata, il lavoro, qualcosa dal lavoro che non è completamente evidente, però mettiamo proprio il paletto nel senso di dire se non c'è la capacità restitutiva non riusciamo ad andare avanti. Quindi ci deve essere il lavoro. Ci deve essere il lavoro. Ma rispetto alle banche, che tipo di azione svolgete? Allora, noi non facciamo credito intanto, perché noi non eroghiamo il credito, noi facciamo da tramite esatto. per Quindi affrontare. sensibilizzate le banche forse? Abbiamo una convenzione con la banca, noi abbiamo una banca, almeno come microcredito Caritas, abbiamo una banca che è la Cassa di Risparmio del Veneto, e quindi dobbiamo rapportarci poi con la delibera della banca e quindi con la normalità che terrà conto della nostra presentazione e della nostra garanzia, perché ci sarà la nostra garanzia, però sempre nell'ambito di una concedibilità bancaria, purtroppo questa è quindi la cosa. C'è una persona che ha perso il lavoro, che non ha Infatti possibilità molto spesso i casi che ci arrivano per i più svariati canali, molti dai canali dei nostri centri di ascolto Caritas. La Caritas ha centri di ascolto oramai in tutti i vicariati,
o le parrocchie, o per sentito dire, per gli amici, dagli amici che ne hanno usufruito, dagli sportelli bancari stessi a volte, diciamo, nel senso di dire no, io non riesco ad andare avanti con questa pratica, prova a sentire la Caritas, e quindi, però, se manca il lavoro, purtroppo non c'è la capacità restitutiva, non c'è la capacità di fare credito. Ecco quindi che mettiamo in atto, per questo ci chiamiamo non sportello microcredito, ma sportello per il disagio finanziario, perché cerchiamo di fare un'analisi anche della situazione familiare complessiva sotto l'aspetto finanziario e di dare le soluzioni, se le abbiamo, con il microcredito, oppure dei consigli, degli indirizzi. A noi capita spesso di vedere persone che arrivano da noi con il pacco delle bollette, e se andiamo a guardare le bollette, soprattutto del gas per il riscaldamento, lì gli insegniamo anche alle famiglie a fare l'autolettura del contatore del gas. Quindi anche un'educazione. Un'educazione, e cerchiamo anche di far ragionare le persone per priorità. Quindi tu devi fare delle scelte nella tua vita, e le priorità quali sono? La casa, il vitto, l'educazione dei figli, le bollette. Ecco, brevissimo, volevo fermarla a questo punto proprio perché noi stiamo dando anche dei suggerimenti a chi ci ascolta, a fare delle riflessioni. Dove sono gli errori più frequenti? E quindi le priorità è una cosa anche interessante, però con il benessere degli anni passati si è perso il senso delle priorità. Si commentava anche l'altro giorno una persona che va a uno sportello Caritas che ha un iPhone. Ecco, qui c'è un discorso che non ti torna più, perché o te l'ha regalato Pinco Pallino che è benestante, oppure c'è qualcosa che non torna, perché puoi prenderti benissimo un cellulare che costa 30 euro e risparmiarti quei N restanti euro che forse ti servono per pagare la bolletta, no? Allora, quali sono la gerarchia delle priorità, secondo lei, che è venuta a mescolarsi? È venuta, come ho accennato nella mia premessa, il mondo dei consumi. La facilità di avere credito in un mondo dove c'era benessere, sembrava che non finisse mai il discorso, che non venisse mai la crisi. Noi abbiamo vissuto prima del 2007 un mondo di questo tipo, dove era tutto facile, e quindi lì è il mondo dei consumi, degli acquisti facili, bombardati dalla pubblicità, ma sì, compra a rate, compra il televisore a rate, compra l'iPhone a rate, vai in vacanza a rate, e la considerazione da parte della persona, quindi una errata valutazione della propria capacità di spesa, pensando ma sì sono 50 euro, ma sì sono 100 euro, ma sì sono 200 euro, e dopo un castello che crolla. Cominciano le difficoltà, e si entra in un circolo vizioso delle rate su rate. E quindi io ho fatto il prestito per la macchina, e lì ce la facevo, ma dopo ho fatto il prestito per la televisione e ancora ce la facevo, un po' tirato, ma ce la facevo. Poi le rate sono anche le bollette. Poi sono arrivate, c'era la bolletta, e a quel punto ho cominciato ad andare in difficoltà. Allora vado di nuovo alla finanziaria, trovo un'altra finanziaria che mi fa un altro prestito a rate però. E quindi assolvo e respiro per qualche mese con il nuovo prestito, ma subito dopo ho un'altra rata che mi va, e mentre la mia capacità di spesa, il mio reddito è sempre quello, pensiamo al lavoratore a reddito fisso o al pensionato, la mia capacità è quella e non riesco ad espanderla, trovo credito, a quel punto altra rata. Comincio ad andare in arretrato, mi arrivano le telefonate di sollecito, vado in crisi, trovo un'altra.
oppure trovo chi mi fa un finanziamento più grande, respiro per un periodo, però sono di nuovo in difficoltà. Per non parlare infine che sempre nella facilità di dare credito, come ho fatto un prestito con una finanziaria per acquistare la macchina, mi arriva la carta revolving che non avevo richiesto. Non l'avevo richiesta, mi è arrivata dove c'è caricato un credito di 2, 3, 5 mila euro che se lo vado a utilizzare a tassi altissimi è un'altra rata. E attenzione anche a questo, che può essere È una spirale dove non si riesce, quindi errata valutazione alla base, errata valutazione delle proprie possibilità. Un mondo che mi ha spinto in quel senso. A questo aggiungiamo la crisi e quindi la perdita del lavoro o la riduzione dell'introito. Due coniugi, perde il lavoro uno, va in cassa integrazione. A quel punto cosa bisogna fare? Bisognerebbe essere in elasticità per ridurre i propri consumi, ma se io ho già saturato la mia capacità di spesa targata su 3.000 euro, vado a 2.000 o da 2.000 vado a 1.000. Ecco, e dai vostri dati, perché ci sono poi dati nazionali, mi interessa anche il dato locale che è molto specifico, perché nei dati nazionali si dice che ci sono nuove fragilità, no? Nuove fragilità sono in una fascia di età anche ben precisa, a parte i giovani che addirittura sono fuori considerazione, ci sono dai 35 ai 54 circa, in modo pratico 46-54 anni, e queste sono le nuove fragilità. La fascia che sembra aver maggior tenuta è quella da 56 anni per assurdo a 66-67, perché hanno maggior stabilità professionale, in quanto il rischio è proprio intorno ai 50 anni, quello della perdita del lavoro, e comunque hanno un certo assetto familiare, economico, eccetera. Allora io adesso le butto la domanda, poi rispondiamo dopo la pubblicità. Può essere anche un fattore educativo, ovvero chi si trova in questo range di età ha ricevuto ha vissuto una situazione in giovane età in cui ancora va la consapevolezza di principi di risparmio, di economia domestica, visti dai genitori che erano quelli che avevano vissuto la guerra, certo, quindi di un certo tipo, ed è in grado di a un certo punto duplicarla, replicarla nella propria esistenza, pur essendo in un contesto completamente diverso, ma i principi cardine ce li ha. Chi invece è più giovane, cioè un trentenne, 35enne, quarantenne che dir si voglia, per quanto non sia giovane, però di fatto rispetto a questi lo è, si trova invece senza questi cardini fondamentali. Un giovanissimo, immagino, abbia delle serie difficoltà se si è messo su famiglia e improvvisamente gli crolla un mondo, perché è vissuto, come sappiamo, in una bambagia sostanzialmente, perché è nato nel benessere, uno che è nato negli anni 80 e 90, insomma, in una situazione di grande tranquillità, adesso difficilmente è la prima crisi grossissima che riesce ad affrontarlo. Chiedo a lei questo, fate anche voi questa considerazione, rivedendo un po' le vostre situazioni, le vostre priorità, in pochi secondi di pubblicità che poi ritorniamo insieme.